Dalle prime indiscrezioni, Paolo Vai, l'uomo di 57 anni ucciso a Vittorio Veneto da Patrizia Armellini e Angelica Comarci, le due donne arrestate per omicidio volontario in concorso, non sarebbe morto per soffocamento, ma per i colpi inferti dal bastone utilizzato per ucciderlo. Sono state riscontrate, secondo l'autopsia effettuata sul corpo della vittima da parte del medico legale Alberto Furlanetto, lesioni al torace. Al momento restano in piedi le ipotesi dei magistrati che hanno deciso di convalidare gli arresti per timore che le due possano reiterare il reato. Intanto la difesa ha chiesto ed ottenuto di poter effettuare nuove analisi sul corpo della vittima. E poi comunque i tre vivevano in un mondo chiuso, non avevano relazioni con il mondo esterno, non lavoravano, non avevano relazioni con la famiglia. In questa formula non si sa cosa era il vissuto precedente. Per quello abbiamo voluto estendere anche l'esame di sangue a determinate prove anche virologiche. Cosa avveniva dunque nell'appartamento dove vivevano sotto lo stesso tetto la vittima e le due donne? Al momento nessuno lo sa, anche perché Patrizia Armellini, la finta mamma di Angelica Comarci, come la chiamava, non hanno voluto parlare davanti al giudice delle indagini preliminari Piera De Stefani. Non sappiamo ancora il passato che hanno vissuto i due o i tre, anche sotto altri aspetti che non sono solo dei giochi di immagine, ma anche altro tipo di giochi. Non posso andare oltre. Dunque non solo una seconda vita virtuale, come descrive il magistrato, ma anche reale tra Paolo, Patrizia e Angelica, che in questo triangolo avvolto nel mistero acuisce ancora di più il dramma di una storia che nessuno conosceva, se non solo i diretti interessati. Anche la famiglia della 52enne ne era completamente estranea, nonostante abitassero accanto alla figlia. Saranno gli ulteriori esami sulla vittima a stabilire la morte di Paolo, dell'omicidio di Vittorio Veneto.